Weila, ciao! Sì. Weila, ciao ragazzi! Allora, questa è una nuova serie che sta per uscire dove faremo... sì, ciao. Cos'è che dovevo dire? Weila, ciao ragazzi! Allora, questa è una nuova serie che sta per iniziare ad uscire dove faremo dei video un po' particolari, diciamo. Ad esempio adesso andremo con il trattore e il carro a organizzare, a preparare una festa che si terrà stasera e... Ad esempio adesso stiamo andando con il carro e il Centauro a preparare una festa che sto organizzando questa sera per i miei amici e verrà mio fratello a darmi una mano a preparare il tutto. Bene, si può partire. Adesso gli do questa a Lucas. Allora Lucas ha avuto appunto questa idea di fare una nuova tipologia di video gestita più da lui che da me, insomma, anche se poi il montaggio devo farlo sempre io perché non è capace il Lucas. Questo qua è storto, mettilo un po' dritta. No, ma è lo stesso, quella lì è una 360, quindi riprende dappertutto, non c'è problema. Si può partire. Adesso dobbiamo prendere le prolunghe e vedere se riusciamo ad arrivare fino in fondo. Ne ho già attaccate tantissime. Queste qua sono le ultime che ci rimangono. E andiamo a piedi a trovare le scorte. Andiamo. Per forza il motorino si è rotto le cose. A proposito, aggiornamenti sul motorino ce lo devono ancora consegnare. Niente, ci aveva detto che ci faceva sapere ancora settimana scorsa, ma ci deve ancora chiamare. Comunque appena saprò qualcosa vi aggiornerò. Adesso da che filare l'hai fatto partire? Fino in fondo bisogna andare. Con questo caldo io non so organizzare feste. Il padre non è tanto contento della festa, infatti voleva, no, cos'è che voleva irrigare, però quindi voleva spostare la location oggi, ovviamente l'ha deciso oggi pomeriggio, questa sera. Ecco, voleva in pratica irrigare proprio nel punto in cui viene fatta la festa stasera. I posti che ci sono lì voleva irrigare. E invece vabbè, cioè alla fine dai, si sono messi d'accordo, il padre ha cambiato solamente per oggi il punto in cui andare a irrigare e allora niente, il Lucas può fare la festa tranquillamente. L'hai attaccata giù dove c'è la piscina? Allora la corrente parte da, adesso vi faccio vedere, la corrente parte da lì sotto, vedete dove c'è la vasca di compenso per la piscina. Allora qui ci sono tutte le prolunghe che stiamo portando fino al punto della festa che è tipo là in fondo. Ma come mai tutte queste prolunghe? Non ce l'hai una unica bella lunga? Dobbiamo comprarla. Allora Lucas ha già attaccato le luci perché è appunto di notte, non si vede niente, se no altrimenti è attaccato le luci da esterno. Dovremo portare il carro con tutte le cose che ci sono sopra. Ah, è qua la prolunga. Ah, non ci arriva fino lì mi sa, Ah, ce n'è già un'altra poi. Oh, ma che caldo che c'è. Oh, guardate qua l'uva, ormai è quasi matura. I fili si attorcigliano sempre, un po' come quando metti le cuffie in tasca, solo che quelle sono piccolissime e facilissime da sciogliere, invece appunto questo qua è lungo e anche molto fino e quindi ci si mette un bel po' di tempo forse. Finito? Sì. Ok, Lucas ha finito di sciogliere tutto il filo, adesso vediamo fino dove arriva, se ci arriva oppure no. Dimmi, continuo? Ah, la metti lungo il monte? Ma qua l'altra prolunga dov'è? Non la vedo. L'hai attaccata là in fondo? Ah, l'ho vista. Manca 5 metri, 6, 7. Vediamo se ci arriva. Qua è abbastanza. Dovrebbe arrivarci anche se non lo so. Ragazzi, è ufficialmente arrivata la presa di corrente e la corrente relativa, quindi fino a qui. Questo sarà il luogo della festa. Come potete vedere è bagnato per terra perché il padre stamattina ha irrigato in modo insomma che per essere sicuri che non si accenda fuochi eccetera eccetera. Ok, adesso possiamo tornare al capannone per prendere tutto il resto, quindi dobbiamo portare su il carro col Centauro 60 e tutto quello che c'è sopra, c'è un freezer, insomma tantissime cose e niente, adesso appunto dobbiamo tornare giù. Ci fermiamo per bere un goccio di acqua qua prima di ripartire. Lucas, su, basta scrivere messaggi. Allora qui dentro ci sono tutte le cose che Lucas ha preparato per la festa. Dopo quando arriviamo su vi faccio vedere perché appunto dobbiamo anche scaricare tutto il materiale. Allora adesso in pratica sposta il Centauro e dopo dobbiamo girare il carro, attaccarlo appunto al trattore e dopo portarlo là nel posto della festa. Poco, ma vieni tu indietro. Ah, buon. Aspetta.
Boh, attaccato, vai pure. Ok, Lucas qui ha caricato tutto quanto l'occorrente. Vabbè, qualche divanetto da sedersi. Lì ci sono i tavoli da sagra. Qua ci sono delle luci LED. Questo è il freezer. Ascolta, ma ce la fai andare avanti? Oh! Va piano! Lì c'è la cassa. Che genio il Lucas, ha collegato le luci per stasera e non ci si passa sotto perché il carro è troppo alto. Adesso spiegami te come faccio qua. Fermo, devo andare a piano. Aspetta che ci passo sotto. Vai a piano. Oh, piano. Devo andare dietro. Vai. Ok, luci salve, per fortuna. Erano troppo basse, non ci passavano sopra il carro, quindi ho dovuto tenerle. Cosa stai facendo adesso? Come lo metti questo? Spiega. Ah, che vai addosso, saffetto. E come lo pieghi? Sì, dobbiamo essere forti qua. Come fai Anche questa roba non l'avevi mica programmata, Lucas? Non avevi pensato come? Bene, adesso possiamo iniziare a tirar giù qua le cose per la festa, piano piano. Un telo per cosa? Se piove, da mettere sopra le cose. Lì c'è un cassone da mettergli dentro il ghiaccio per tenere in fresca il bere. Lì le prese, insomma, la cassa per la musica. Ok, panche e tavoli tirati giù. Adesso dobbiamo tirare giù il peso più grande, che è appunto il freezer. Anche se in realtà è vero, non pesa tantissimo. Però pesa di più del resto. Quello che pesa di più è quello lì. Luci LED, scenografiche. Che non è come il frigo, non penso che vada bene che si muova. Bene, allora abbiamo tirato giù tutto quanto, adesso dobbiamo sistemare il carro, sempre se ce la facciamo, vediamo adesso. Dai, gira tutto. Attento, frena. Vado a prendere il mattone. Dai, tienilo. Sterzalo tutto. Dai, vai tu a prendere il mattone. Ce la fai? Corri, sì, dai. Vai, dai, là. Corri. Male. Ok, allora abbiamo sistemato il carro, l'abbiamo fermato con dei mattoni e con dei sassi e abbiamo fermato tutte quante le ruote. Adesso niente, resta solamente da posizionare tavoli, insomma, andare a prendere il ghiaccio, attaccare il freezer, eccetera eccetera. Vedremo l'effetto questa sera. Ok, posizionato anche il freezer. Non farlo cadere. Allora io porto a casa il Centauro adesso e Lucas prova a collegare tutto quanto, a vedere se funziona. Ok, in questo momento mi trovo sotto la piscina e adesso proviamo ad attaccare la presa della corrente per il Lucas. Speriamo che vada tutto. Si torna su in bici. Funziona? L'hai già attaccato? Quale? Ma cosa stai dicendo? Allora c'è un altro problema adesso, ovvero che c'è questa presa qua, vedete, che non si riesce a collegare alla ciabatta perché va, diciamo, è rialzata, bordino rialzato, e quindi non si riesce ad attaccare. Adesso dobbiamo trovare una soluzione a questo problema. 2 hours later. Allora stiamo caricando tutte le cose. Questo è il barilotto dell'acqua che mi sono dato una mano facendo anche delle bottiglie. Eccoci, abbiamo appena caricato tutto quanto e adesso ci dirigiamo con la petta nel campo. Eccoci nel campo, è arrivato il momento di scaricare e in questo momento accenderemo le luci. Guardate qua. Oh! 2 hours later.
Tomorrow. La mattina dopo, adesso dobbiamo andare a sistemare tutto quanto. Lucas è un po' desfatto. No, ho già sistemato tutto ieri notte. Sì, perché è rimasto sveglio. Andiamo a prendere il carro. Ma c'è il trattore? È qua dietro. Allora in pratica adesso dobbiamo andare a recuperare il carro pieno di roba, insomma, e dobbiamo prendere su il Centauro 60, che però è coperto perché appunto il padre questa notte ha acceso il rouleau e quindi dobbiamo tirargli via il telo per prima cosa e poi portarlo dove c'era la festa per attaccargli il carro e portarlo a casa. Siamo in partenza. E qua c'è già tutto pronto da portare a casa. Poi l'ultima cosa sono le prolunghe fino a casa. Allora questo avanzi di ieri dell'anguria gliela diamo alle gallinette. Non mi piace. Buone gallinette, sono buone l'angurietta. Bene, con questo la festa è finita. Abbiamo portato il carro che è qua nel capannone. Verso sera sistemerò, che adesso devo andare a fare le degustazioni. E niente, ci vediamo alla prossima puntata del Lucas.